Nonostante il tempo non è certo favorevole, in questa domenica 24 settembre si svolge comunque a Martorano di Cesena la festa del latte, la festa della Centrale del Latte. 58 anni di Centrale del Latte di Cesena, e parto con una provocazione: forse oggi bisognerebbe chiamarla Centrale del Latte della Romagna. È vero perché è l'unica cooperativa che è rimasta nella zona che ritira, trasforma e consegna, quindi si potrebbe chiamare anche Centrale della Romagna, perché noi usiamo veramente solo latte romagnolo. È il ragionamento proprio a chilometro zero? Direi di sì, noi la raccolta viene fatta nell'arco di 4-5 ore, c'è la raccolta, la trasformazione e il giorno dopo il prodotto, sempre quindi dintorni, viene consegnato sulle tavole del consumatore, quindi io credo che un prodotto più a chilometro zero di questo non esista. Latte, formaggi, gelati, c'è una continua evoluzione, c'è una continua ricerca di un prodotto nuovo, è questo che chiede il mercato? Direi di sì, noi abbiamo uno staff tecnico al nostro interno che è sempre alla ricerca di nuovi prodotti per soddisfare sempre di più il palato dei nostri consumatori. Tanto è vero che noi tutti gli anni, quando facciamo la festa, promuoviamo sempre 2 o 3 prodotti nuovi. Infatti quest'anno i nuovi 2 prodotti sono la cacciotta senza lattosio e un formaggio stagionato a 60 giorni che l'abbiamo chiamato la Rossa di Romagna. Facciamo un bilancio di questa cooperativa, siamo partiti parlando dei 58 anni, come si può dire che è cresciuta tanto e dove può andare oggi? Dunque la cooperativa è cresciuta diciamo quasi a dismisure, è partita con una piccola raccolta con un camioncino. Oggi ci sono 2 camion che fanno la raccolta, ci sono 20 camioncini che tutte le mattine, chi alle 4 chi alle 5, partono per fare la consegna, quindi è arrivata a un punto non, diciamo, notevole di crescita. Non so dove arriverà, però se la gente continua a darci fiducia come sta facendo, sicuramente faremo passi da gigante. Quindi prospettive buone, il futuro come lo vede? Roseo, molto roseo. Direttore, il meteo non è favorevole, un po' capriccioso oggi, ma la gente non è voluta mancare. Sì, nonostante il maltempo, d'altronde questo è il 12° anno consecutivo della nostra festa. Gli anni precedenti siamo sempre stati molto fortunati, oggi il meteo non è stato della nostra, comunque indipendentemente da questo sapevamo, siamo contentissimi perché nonostante il maltempo c'è un'affluenza continua di persone e quindi questo dimostra anche l'affetto e la stima che hanno per questa cooperativa, che è l'unica rimasta di tutto il territorio romagnolo e dico io non solo, anche dell'intera regione, che da 58 anni comunque effettua le sue lavorazioni di latte, formaggi e gelati, quindi è segno che hanno affetto in questa cooperativa che dà trasparenza assoluta in quello che lei prepara, perché i nostri prodotti, anche se la legge obbliga adesso ad aprile dichiarare la provenienza, ovvero lo Stato, noi dal 2006 che dichiariamo esattamente la provincia esatta sulle etichette delle confezioni da cui proviene il latte e andando nel nostro sito possono scoprire la stalla esatta da cui proviene il latte che stanno consumando del determinato prodotto, quindi trasparenza assoluta e garanzia di qualità e chilometro zero. Il Presidente ci ha accennato dei 2 prodotti che presentate oggi, ci ha detto i nomi ma non ci ha spiegato in cosa consistono. Sì, sono 2 prodotti come ha detto il Presidente, la cacciotta romagnola senza lattosio, prodotta con caglio vegetale e sale dolce delle Sene di Cervia per creare sempre un legame che noi facciamo col nostro territorio. Con questi 2 formaggi, la Rossa di Romagna, anche questa prodotta con caglio e vegetale e sempre sale di Cervia, e 14 salgono i formaggi prodotti con questo sale vicino a noi perché noi abbiamo tanto, riceviamo tanto dal territorio e cerchiamo anche di utilizzare un sale del nostro territorio che comunque nella stagionatura dei formaggi abbiamo visto, e i nostri consumatori lo sanno, dare una palabilità molto importante. Il senza lattosio è un prodotto molto digeribile, quindi consigliato anche per chi non è intollerante a questo zucchero semplice che il latte contiene, che però molte persone sempre più non riescono a digerire, però se lo consumano anche chi non è intollerante sicuramente più digeribile. L'altra è un formaggio stagionato a 60 giorni, una pasta bianca friabile, quindi una pasta che sgrana, quindi un formaggio molto saporito che potranno però trovare solo a partire dai primi del mese di dicembre, perché vogliamo ancora affinare la nostra lavorazione. Lo stiamo producendo in questi giorni e sarà pronto, visto che deve avere oltre 60 giorni, solo in quel del mese di dicembre. Possiamo dire che dei derivati del latte c'è tutto qui e quasi si fa concorrenza a quel formaggio tipico dell'Emilia, senza dire troppi nomi?
Sì, abbiamo tutta una serie di formaggi molto importanti. Effettivamente noi abbiamo anche questo fior di forma che presentiamo oggi, col quale questo food truck ha fatto questo passatello asciutto condito con la crema al formaggio di fossa o una variante con lo squacquerone rucola. Quindi per far capire proprio quanto attenzione abbiamo al mercato, quelli che sono i nuovi prodotti. Sicuramente siamo una delle poche cooperative del mondo del latte che fa latte fresco, formaggi, sono oltre 20 delle tipologie, e gelato unico, che è un'eccellenza, prodotto con latte fresco di alta qualità e panna fresca, un gelato che è simile al gelato artigianale nonostante sia un gelato ovviamente prodotto industrialmente, quindi è sicuramente un'azienda che sta molto attenta a quello che è il mercato e cercare di coprire tutte le sfaccettature. Lavorando con il chilometro zero naturalmente ci sono dei confini di spazio e di tempo. Assolutamente sì, la nostra forza è anche proprio il fatto di distribuire questi prodotti giornalmente con dei nostri automezzi di proprietà, quindi noi tutti i giorni usciamo con 20 automezzi e andiamo a consegnare i prodotti in tentata vendita, quindi senza sapere quello che consegneremo, però questa è la nostra forza, la qualità dei nostri prodotti che deve essere assoluta e il servizio che deve essere fatto ovviamente con questi nostri automezzi, in tentata vendita giornaliera, e quindi anche in questo territorio di questa vostra TV dove siamo meno presenti stiamo cercando di avvicinarci, ecco il perché anche voi oggi vi abbiamo anche invitato, perché vogliamo far capire che esiste questa azienda che è trasparente e che lavora solo latte del territorio romagnolo, perché raccogliamo il latte solo nelle 4 province, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara, e andando nel nostro sito comunque potranno scoprire le stalle esatte da cui proviene il nostro latte. Questo è trasparenza assoluta. I numeri della centrale per quello che riguardano i bilanci e con grande attenzione i dipendenti. Beh, siamo oltre 50 dipendenti, il bilancio è molto attento. Io faccio il direttore ma sono responsabile di tantissime cose, dal marketing al commerciale, quindi sicuramente l'azienda è piccola, sta crescendo a piccoli passi ed è quello che è il nostro obiettivo, quindi non ci montiamo la testa, cerchiamo di coprire il territorio a piccoli passi. Ho iniziato l'intervista al Presidente, la voglio chiudere con il direttore con una battuta. Non è limitativo chiamare oggi solo Centrale del Latte di Cesena e non pensare a qualcosa più in grande, almeno alla Romagna? Beh, Cesena perché siamo di Cesena, noi abbiamo sicuramente il latte della Romagna, non nella sua totalità, sicuramente Forlì sì, Ravenna in parte, Rimini in parte, però è nata 58 anni fa, è l'unica che è rimasta e dobbiamo capire che anche grazie ai cesenati se è rimasta, perché se le province a noi vicine come Forlì, Ravenna e Rimini hanno chiuso via via negli anni, l'ultima nel 2006, quindi non molti anni fa, se siamo rimasti in piedi è grazie ai cesenati che da sempre hanno sempre prediletto la centrale del latte nonostante avessimo avuto un packaging magari non sempre moderno come le grandi aziende potevano consentirgli, e quindi sicuramente rimarremo sempre come Cesena perché a loro dobbiamo tutto questo, quindi la grande affetto che hanno avuto e che hanno dimostrato sempre, lo dimostrano anche oggi con l'affluenza che fanno anche con questo maltempo. Cosa devo degustare adesso? Deve degustare i nostri formaggi, quindi con la degustazione con solo €1 che va a favore delle 5 associazioni del territorio, senza che le stiamo a elencare, sicuramente facciamo degustare il nostro squacquerone, quindi DOP, la ricotta che noi facciamo con l'acqua termale, latte intero e acqua termale della Fratta Terme, quindi è una prelibatezza, quindi abbiamo la robiola, il fior di forma, la rossa di Romagna e la cacciotta senza lattosio, quindi abbiamo 6 formaggi più la piadina con solo €1 e anche il vino, quindi per far capire come questa festa è un momento proprio di degustazione, perché siamo convinti che quando assaggiano i nostri prodotti percepiscono la qualità che questi hanno e l'attenzione che mettiamo tutti i giorni, perché la cooperativa, come dico sempre io, i nostri soci sono quelli che producono il latte e già nella fase di produzione che fanno attenzione a quello che devono alimentare i loro animali per far sì che il latte sia buono all'origine, e noi ci mettiamo l'attenzione e la cura che necessita. Sindaco, un bel esempio, la centrale del latte non solo per Cesena ma per la Romagna. Un bel esempio di come si possa mantenere il legame con il territorio con prodotti che sono nostri, tracciabili, chilometri zero. Sì, la Romagna deve essere orgogliosa di imprese come questa e io sono molto felice che la centrale stia continuando ad andare bene. È un esempio fra l'altro di come si fa sinergia fra province, perché è il latte di tutta la Romagna. Certo, è l'unica centrale del latte della Romagna, ci rappresenta bene, devo dire, con prodotti di grande qualità. Se si lavora bene l'economia funziona? Funziona anche perché in questo caso si tratta di un pezzo di economia collegato all'agricoltura che credo ci serva molto.